penso che sia sotto l'occhio di tutti che quelli che sono penalizzati maggiormente siamo noi, perché comunque alla fine siamo tutti gente che ha sempre lavorato, pagato le tasse sul territorio, quindi il nostro il Veneto è nazionale, ma alla fine adesso siamo quelli che in tutta questa pandemia ne soffriamo maggiormente e quindi non vedo perché, come gli altri supermercati e altre attività che comunque normalmente lavorano nella continuità, perché sono generi di necessità, anche noi dobbiamo avere la possibilità di lavorare. Davanti alla sede della Protezione Civile si è riunita la delegazione Veneto di Mio Italia che rappresenta il mondo della ristorazione, una delle categorie più colpite dalle restrizioni. Abbiamo solo soldi da pagare e non possiamo lavorare, non riceviamo sostegni, non riceviamo aiuti. L'ultima legge, insomma, non ne parliamo perché è stata ridicola, ci aspettavamo molto di più da Draghi. Speriamo che il governatore, visto che parla tanto del Veneto, si ricordi che noi siamo veneti e paghiamo le tasse anche in Veneto, perché una buona parte delle tasse nostre restano in Veneto, quindi magari anche lui dovrebbe fare la sua piccola parte e darci una mano. Basterebbe anche toglierci gli affitti, abbassare le tasse sulle bollette, paghiamo tutto come se lavorassimo, ma non stiamo lavorando. Avviliti e disperati i ristoratori sono a un punto di non ritorno e da martedì 6 aprile apriranno a pranzo e cena, dicono. Non è una provocazione né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza. Sei sì, apri! Dipendenti che hanno la cassa integrazione è ridicola perché danno la cassa integrazione che non gli permette neanche di andare avanti a vivere e questo secondo me è scandaloso perché comunque dal momento che è un problema nazionale, allora siccome gli altri comunque bene o male hanno avuto la possibilità di lavorare, non vedo perché comunque noi, che possiamo essere noi il problema, non credo,